amici sportivi degli Amici Kart del Triveneto, bentornati, finalmente il letargo è finito e quindi inizia l'8º campionato degli Amici Kart del Triveneto. Siamo ad Affi sul primissimo circuito di questo 2024, dove andremo a commentare io, Luca Malaspina, poi fra un po' vedremo anche all'opera Matteo Capone e anche una new entry molto interessante con i nostri amici GTS Sport. Vi dicevo che andremo a commentare tantissime batterie, ben 4 categorie di bronzo, 4 silver e le 2 batterie finali della categoria gold. Però iniziamo questo 8º campionato degli Amici Kart del Triveneto cominciando a commentare gli highlights della bronzo 4 con in pole position Davide Cavallini, che ha stabilito un bel giro da qualifica in 45 secondi 416, però intanto Riccardo Rovere lo ha affiancato nella prima fila in 45 637 e quindi già parliamo di tempi abbastanza importanti se vogliamo appunto analizzare le qualifiche. Per quanto invece concerne la gara, possiamo dire sinceramente che Davide Cavallini, ma per tutti Cava, ha fatto una gara abbastanza solida, perché comunque nella batteria della bronzo 4 era l'unico dei piloti in griglia di partenza che si può definire come categoria pro, mentre tutti gli altri erano esordienti, quindi erano alla loro prima partecipazione in nel campionato degli Amici Kart del Triveneto. Ovviamente le categorie, quindi la bronzo, la silver e la gold, vengono suddivise in questo primo appuntamento in base alla classifica generale della scorsa stagione, quindi verosimilmente poi dal prossimo Gran Premio di Chioggia vedremo una suddivisione delle batterie un po' più veritiera rispetto magari a quella di Affi che stiamo vedendo appunto in queste primissime immagini, in cui abbiamo una conformazione del circuito mezza interna e mezza esterna, quindi potremo vedere anche diverse inquadrature dove tanti piloti possono tentare dei sorpassi, ma vedremo più avanti nel corso delle batterie un po' i punti in cui i piloti possono tentare la staccatona e avanzare di una o più posizioni, staremo a vedere. Però intanto, come dicevo prima, vedete qui scorrere le immagini, gli highlights della bronzo 4, dove appunto Davide Cavallini è riuscito a trionfare davanti a Riccardo Rovere e a Giosuè Zarantonello. E tra l'altro quindi Davide Cavallini conquista sì la vittoria, ma anche un punto supplementare per il giro veloce che è stato stabilito appunto da Davide Cavallini in 45-249, e anche come un punto supplementare anche perché appunto ha fatto la pole position, quindi si porta a casa davvero tantissimi punti il Cava, per tutti il Cava, da questo appuntamento. E quindi adesso a breve commenteremo la bronzo 3. E quindi iniziamo a commentare la categoria bronzo 3, ma come vi anticipavo poc'anzi, non sono soltanto io a commentare queste splendide gare, ma ci sarà anche Matteo Capone. Ciao a tutti, buongiorno. Abbiamo una new entry e il soprannome è Yos. Ciao Yos, come stai? Pronto per questo nuovo appuntamento? Super pronto. Salve a tutti. Oh, bene. Allora, vedete in grafica scorrere la griglia di partenza con Federico Rizzo, per tutti F-Rizzo81, aver conquistato la pole position in 45 secondi e 568. Poi abbiamo Alberto Auriolo in seconda posizione, quindi ad affiancarlo appunto ci sarà appunto Alberto con 45 secondi 821, e poi via via tutti gli altri fino a Sarti Diego in 49 766. Nel frattempo la gara è partita con già della bagarre che vedo nelle primissime posizioni, però intanto Federico dovrebbe aver difeso comodamente la prima posizione. Intanto Yos, ti faccio subito una domanda così bruciapelo per darti ufficialmente il benvenuto. Hai qualche esperienza di go-kart o di kart? Certo, intanto che vediamo questa bagarre, sì, ho esperienza sui go-kart, ho una pista qua vicino e diciamo che non dico che è all'ordine del giorno andarci, però appena si ha un po' di tempo libero ci si va assolutamente, perché comunque è una passione che ti cresce dentro, attenzione,
C'è un po' di bagarre intanto tra le prime posizioni. Beh, allora ci fa molto piacere che hai qualche esperienza iOS per quanto concerne il mondo dei go-kart. Però ecco, secondo te la difficoltà, cioè, il pilota ha difficoltà tra gareggiare all'aperto e al chiuso oppure non fa differenza? Allora, io ho la fortuna di aver gareggiato sia all'aperto e sia al chiuso e devo dire che le piste al chiuso sono ovviamente le più tecniche e inducono di più il pilota all'errore. Quindi ti dirò, se c'è una differenza è proprio questa qua, quella di quanto è stretta la pista. Attenzione, intanto c'è bagarre tra la terza e la quarta posizione. Si sono toccati i due piloti. Ma Matteo, i contatti tra i kart in queste piste molto strette, molto tecniche, sono praticamente all'ordine del giorno. Sì, probabilmente la fortuna di gareggiare anche nelle piste al coperto può essere il fatto meteorologico, nel senso che ovviamente in caso di pioggia la pista è ben coperta, non c'è il rischio di avere poca trazione nelle curve. Sicuramente eh, avranno la possibilità i piloti di poter effettuare più sorpassi, ma poi abbiamo anche visto l'anno scorso che spesso e volentieri le curve sono talmente strette che la possibilità di sorpasso sono veramente ridotte al minimo. Sì, assolutamente Matteo, concordo assolutamente con quanto hai detto. Poi veramente gareggiare poi fra un mix all'aperto e un mix al chiuso rende ancora un po' più difficoltà anche l'aspetto visivo da parte del pilota. E poi con queste curve davvero molto particolari, con i tornanti sia a destra che a sinistra, fare una staccata per superare l'avversario è davvero, dà molto coraggio, ecco, al pilota. Nel frattempo si sono conclusi i primi 5 giri e credo che Federico Rizzo sia rimasto davanti, però non ha molto vantaggio, siamo quasi all'ordine del mezzo secondo, un secondo, mentre invece c'è della bagarre per le ultime posizioni. Però dobbiamo registrare anche una non partenza da parte di The Hub, per tutti Abdelia Lamer, purtroppo sia in qualifica che in gara purtroppo non ha preso parte appunto a questo primo appuntamento di Affi. Peccato, perché insomma vantava anche un tempo sul giro anche molto interessante, ovvero di 45.948, quindi poteva essere uno dei protagonisti di questo appuntamento iniziale di Affi. Se la giocava tra le prime tre posizioni. Eh sì, Jose, hai assolutamente ragione. Invece le prime tre posizioni sembrano ormai rimaste abbastanza cristalline, con Rizzo, Ariolo e Priore che in questo momento stanno occupando le prime tre posizioni di questa categoria bronzo 3. Intanto Ricordiamo, attenzione, qui c'è c'è stato stato un forse un minimo contatto, c'è stato un contatto quasi al limite del regolamento, però intanto la posizione è stata tenuta dal pilota che si è dovuto difendere. Però appunto stavo dicendo, Jos, secondo te, diciamo che Rizzo è davanti, però sta imprimendo già un ritmo molto elevato, perché comunque sta girando sull'ordine del 45 alto, non sta mai scendendo non sta mai salendo sopra il 46. Sì, infatti il ritmo di Rizzo è abbastanza costante, come lo è quello delle prime tre posizioni in generale, che si sono un po' distaccate tra quello che è il resto del gruppo, e le ultime due posizioni non stanno tenendo il passo del gruppo centrale, e se la stanno giocando loro due, insomma, fanno una sorta di campionato a parte. Sì, assolutamente. Poi tra poco ci sarà anche il doppiaggio dei primi tre su Diego Sarti, che purtroppo sta perdendo un sacco di tempo ed è stato anche protagonista di quel possibile contatto che abbiamo visto qualche giro precedente. Matteo, quindi insomma il giro già è corto, quindi se in questa batteria stiamo già vedendo dei doppiaggi, ma secondo te tu prevedi dei doppiaggi anche nelle prossime? È molto probabile, la lunghezza della pista è corta, come dicevi in precedenza tu, giustamente. Poi andando avanti con le batterie, non me ne vogliono quelli della bronzo, ma sicuramente si alzerà il livello, si alzerà
la velocità dei kart, e allora logicamente si può arrivare a dei doppiaggi, ma soprattutto potremo anche vedere dei duelli più accesi nelle prime posizioni. Sì, perché appunto la media oraria in questo momento è di 35-36 km di media oraria dei piloti della categoria bronzo 3, però verosimilmente forse vedremo qualcosina in più, una qualità forse migliore nelle categorie silver e della gold. Comunque staremo a vedere. Nel frattempo intanto Alberto Oriolo sta tallonando da vicinissimo Federico Rizzo, ha guadagnato magari qualche decimo al giro appunto Alberto, e quindi sta tallonando sempre più da vicino appunto Federico Rizzo, quindi potremmo magari aspettarci un attacco per la prima posizione per condurre questa gara della categoria bronzo 3 del primo appuntamento della stagione di questo ottavo campionato degli amici kart del Triveneto, che vedrà anche quest'anno 10 appuntamenti appunto nel corso di questo 2024, con il mese d'agosto molto caldo, dove ci sarà anche l'appuntamento speciale per i migliori piloti della scorsa stagione, dove ci saranno anche dei premi molto importanti. Attenzione, intanto vediamo un attacco all'interno, molto bello l'attacco appunto su questo tornantino destro, molto molto bello, anzi sinistro, chiedo scusa. E insomma, ecco, questo punto Jos potrebbe essere un buon punto di sorpasso. Sì, potrebbe essere un buon punto di sorpasso, e intanto Arriolo è veramente attaccato a Rizzo, lo sta tallonando, è veramente, la prima posizione è veramente sotto pressione in questo momento. Sì, come dicevo prima, Alberto ha guadagnato quei decimi di secondo in più e quindi sta davvero tallonando Federico Rizzo per battagliare per la vittoria. Siamo nel corso dell'11° giro sui 20 previsti e diciamo che la terza posizione di Alberto Priore è abbastanza consolidata. E poi vediamo, se non erro, Alessandro Sartori, che è stato l'autore del sorpasso che ho commentato nel giro precedente, ha già diciamo distanziato parecchio il pilota che ha passato, quindi insomma si vedeva che Matteo Alessandro aveva un ritmo già importante. Sì, ha tenuto un ritmo che si è alzato durante la gara, sicuramente può dire la sua anche in questo finale, ma davanti per la prima posizione Rizzo sta tenendo bene comunque in difesa, mentre abbiamo appena visto un sorpasso eh, vicino al tornante, che sicuramente non va sbagliato, perché sappiamo quanto può essere fatale un errore andando larghi in quella curva. Eh sì, perché se non erro era anche Alberto Oriolo che aveva tentato il sorpasso Federico Rizzo, ma alla fine è andato largo e quindi ha perso diverso tempo, e quindi adesso si deve difendere da Alberto Priore, Alberto Oriolo, e quindi il derby, il duello degli Alberti, se vogliamo dire la verità, per la seconda e terza posizione. Però subito Mi sa che recuperato, Rizzo ha commesso un errore, mi sa che Rizzo ha commesso un errore perché Arriolo ha ripreso terreno. Sì, Jose, hai ragione, perché anch'io mi stavo accorgendo che Rizzo ha commesso una piccola sbavatura e quindi Ariolo si è riavvicinato di nuovo. Però anche in questo caso vediamo forse Rizzo che ha cominciato a studiare Ariolo e sta guadagnando diverso tempo su alcuni tratti della pista, Matteo. Sì, ci sono dei tratti che tra l'altro mi sembrano anche un po' più aderenti, dove i piloti fanno meno fatica a programmare l'entrata in curva, però abbiamo visto che comunque la pista non è tutta al chiuso, probabilmente ci sono delle parti dove si può fare più fatica, dove i piloti possono commettere qualche sbavatura. Ne ha pagato in precedenza sicuramente Rizzo. Sì, assolutamente. Nel frattempo il pacchetto dalla quarta alla nona posizione si sta abbastanza compattando, ma anche la seconda e la terza posizione non è davvero ben definita, perché appunto Alberto Ruolo e Alberto Priore si sono avvicinati, e quindi qualche sbavatura di troppo da parte di Auruolo in questo 16° giro potrebbe costare caro per la sua seconda posizione, mentre invece abbiamo un bel quartetto in battaglia per la quinta posizione, ma ormai i giri stanno per terminare perché siamo nel corso del 18° giro dei 20 previsti.
Però magari attenzione, ha rischiato in questo caso, se non erro, Michele Agliata ha rischiato con un possibile testacoda, ma per fortuna l'ha salvata in calcio d'angolo in extremis e quindi ha salvato la sua quinta posizione. Però vediamo comunque un Rizzo abbastanza in controllo per la prima piazza, mentre invece Alberto Ruolo e Alberto Priore si stanno studiando magari per dei possibili duelli nel corso degli ultimi 2 giri, Matteo. Sì, ormai siamo all'ultimo giro, penso e credo che sorpassi difficilmente ce ne saranno, anche perché abbiamo visto in un lato della pista un problema di aderenza, perché non mi sembra in perfette condizioni. Sto parlando del tornante interno che vedremo probabilmente tra poco, anzi si vede direttamente da questa schermata. Intanto ci sono anche i doppiati, devo dire, c'è anche Ecco, proprio Sarti Diego che è stato doppiato dalle prime 3 posizioni in questo momento. Sì, infatti Diego Sarti e Federico Sartori diciamo che sono stati i piloti in questo momento doppiati dai primi 3, mentre poi gli altri, ecco, diciamo che i primi 3 hanno un gap molto importante rispetto agli altri, perché comunque vediamo in prima posizione Federico Rizzo, dovrebbe essere stata sventolata la bandiera a Attenzione, scacchi. intanto testa coda. Attenzione perché c'è un testacoda, però c'è un testacoda, ma non capiamo se è un testacoda Di Rocky, Alexas, Rocky. Ok, può essere, perché però non ho capito se è stata sventolata la bandiera a scacchi o meno. Però vediamo adesso il podio, quindi così è. Quindi Federico Rizzo ha vinto la categoria bronzo 3 del primo appuntamento di questo di questo campionato 2024 degli Amici Kart del Triveneto, con in seconda posizione Alberto Riolo, terzo Alberto Priore e poi via via tutti gli altri. Alberto Oriolo ha stabilito anche il giro più veloce della gara in 45 secondi 673 millesimi, quindi si porta a casa un punto supplementare, mentre invece Federico Rizzo si porta un punto supplementare a casa, dato che ha fatto la pole position. Commentata la bronzo 3, adesso andiamo a commentare la bronzo 2 con in pole position Edoardo Bettati in 45.007 e quindi qua i tempi si alzano davvero notevolmente e si abbassano in maniera notevole, bisogna essere anche qui sinceri. Poi abbiamo Davide Smiroldo in prima fila, in seconda posizione con il tempo di 45.236. Poi abbiamo Enrico Rubinato e Younes e Duci in seconda fila. Poi abbiamo Luca Cesareo e Diego Stevan in terza fila, Damiano Guidolin e Emilio Pivotto in quarta fila. Poi abbiamo Francesco Bordin e Mirko Terzi in quinta fila. Poi abbiamo le ultime 3 posizioni a chiudere la griglia di Lorenzo Zanin, Mauro Naccari e Samuele Huti, che tra l'altro non ha neanche preso parte a questo Gran Premio. Peccato, perché poteva essere uno dei protagonisti di questa categoria, di questa batteria. Non ha neanche disputato Samuele, purtroppo, le qualifiche. Però intanto già vediamo Jos un bel duello tra È subito pagare anche al primo giro. Un po' tutti si stanno studiando, stanno cercando di fare sorpassi e controsorpassi. Vediamo anche a centro griglia è stato eseguito un sorpasso, stanno combattendo ancora adesso. Le prime 4 posizioni sono lì, se la stanno giocando. È una gara fantastica sul mondo rosso. Sì, perché ricordiamo che adesso questi sono highlights, purtroppo non abbiamo la gara completa, sono solo degli highlights e già da queste prime immagini vediamo forse più battaglia rispetto alla categoria precedente, Jos. Esattamente, già da questi primi giri vediamo che è una gara più movimentata rispetto alla gara precedente, dove le prime 3 posizioni erano, diciamo, congelate e facevano un campionato a parte. Esatto, poi abbiamo visto poc'anzi un sorpasso dalla salita fino al tornante sinistro, e quindi già tornante destro, chiedo scusa, anche lì potrebbe essere un bel punto di sorpasso. Però con le immagini vediamo che i primi 4 hanno già un bel distacco e c'è una bella battaglia per la quinta e sesta posizione. Poi gli altri, attenzione, contatto! Attenzione, testa coda
testa-coda, ma causato da un errore del pilota che poi è andato in testa-coda, ma secondo me poi c'è stato anche un piccolo errore di valutazione del pilota dietro, e quindi vedremo se poi i commissari daranno delle penalità. Jos, tu come la vedi? È stato, secondo me c'è stato un contatto, Luca. Forse un piccolo contatto ha causato questo testa-coda, come hai detto te, un errore di valutazione che ha portato al contatto e al successivo testa-coda. E poi staremo a vedere appunto se i commissari daranno le penalità o meno. Anche qua, gran sorpasso per la prima posizione, bello aggressivo. Ragazzi, qua questa batteria della Bronzo 2, i sorpassi per la prima posizione sono stati molto interessanti. Ricordiamo che questi sono highlights, però appunto da queste primissime immagini possiamo capire che la battaglia per la prima posizione per la Bronzo 2 è stata molto intensa. Esattamente come dici te, Luca, molto intensa, molto intensa. Ancora un altro sorpasso e esatto. Contro sorpasso. Attenzione, c'è stato, anche toccato da dietro. C'è stato anche un piccolo contatto, e quindi adesso Edoardo Bettati può dormire sonni tranquilli per la prima posizione. Però veramente bel duello per la prima piazza, ma secondo me ci sarà davvero a divertirsi fino alla fine anche in questo caso. Mamma mia, davvero tante battaglie in questa categoria Bronzo 2. Tante battaglie come dici te, al limite del regolamento. Anche questo bel sorpasso del kart numero 45 di Lorenzo Zanin per la nona posizione. Sì, assolutamente, è stato un bel sorpasso all'interno, pulito, senza neanche alcun contatto tra l'altro. Però davvero questa Bronzo 2 è davvero di altissimo livello, anche a livello di sorpassi, perché insomma sorpassi puliti, anche dei mezzi contattini abbiamo visto. E poi niente, quindi questo è il podio della categoria Bronzo 2 con Davide Smiroldo, che alla fine ha avuto la meglio e si è classificato in prima posizione. Anzi no, chiedo scusa, perché c'è stata la penalità di 10 secondi, quindi alla fine è Edoardo Bettati che ha vinto, stabilendo sia il giro più veloce in gara in 44.978, quindi portando a casa il punto supplementare, ma anche un altro punto supplementare derivata dalla pole position appunto delle qualifiche della Bronzo 2. E poi vediamo dalla classifica il fioccare di penalità per Davide Smiroldo e Enrico Rubinato, penalità di 10 secondi, così come Francesco Bordin, anche lui penalizzato di 10 secondi, e anche Emilio Pivotto. Esatto. Mamma mia, quanti piloti della griglia penalizzati con 10 secondi, e vedremo se nella categoria della Bronzo 1 le penalità saranno diminuite o meno. E quindi adesso andiamo a commentare la categoria Bronzo 1, l'ultima appunto delle categorie di bronzo, con in pole position Luciano Partaccini in 44.808, quindi abbiamo il primo pilota a scendere sotto il muro dei 45 secondi, ed affiancato poi sarà Alberto Cipolla. Poi abbiamo in seconda fila Enrico Baviero e Massimiliano Ribolli, in terza fila abbiamo Edoardo Faggione e Davide Signon, quarta fila per Samuele Huti e Riccardo Anzà, e poi abbiamo in quinta fila Roberto Cascio e Alessia Ridolfi, e poi chiude la griglia di partenza Andrea Parialo. E quindi Matteo, ci andiamo a vivere anche in questo caso, abbiamo gli highlights della Bronzo 1, l'ultima categoria di bronzo, prima poi di passare alle categorie Silver. E che cosa ti aspetta da questa categoria di bronzo, mentre intanto sono partiti? Mi aspetto sicuramente un ritmo un po' più elevato, diversi tentativi, diciamo, di agguantare le prime posizioni, ma mi aspetto anche una bella lotta tra Raptor e Cipuz per il primo posto. E poi ecco una cosa che ho notato adesso, che tra l'altro Samuele Uti doveva correre nella batteria della Bronzo 2, ma in realtà sta correndo adesso nella batteria di Bronzo 1, quindi è stato deciso probabilmente dall'organizzazione del campionato di assegnare Samuele nella categoria della Bronzo 1 anziché nella Bronzo 2. Però intanto i giri stanno passando e i primi due passaggi si sono ormai conclusi, con Luciano Partaccini che sta davvero prendendo il largo nei confronti degli altri piloti, e quindi già abbiamo, voglio dire, un Luciano on fire, con un ritmo davvero molto importante. Sì, innanzitutto
riferendomi al contesto di Samuele Uti, sicuramente il fatto di salire di categoria così anche abbastanza inaspettatamente non si sta comportando malissimo, nel senso perché comunque un'ottava posizione se l'è presa in qualifica ed è un ottimo risultato. Sì, assolutamente, concordo con te. Ma attenzione, vediamo. Un gestaccio. C'è stato un gestaccio. Attenzione, poi vediamo se la direzione gara dirà qualcosa. Ma ho visto un gestaccio non troppo sportivo da parte di un pilota, che tra l'altro non ha avuto neanche un contatto col pilota dietro. Quindi non capisco, francamente, non giustifico assolutamente questo gestaccio che ha fatto il pilota che abbiamo visto poc'anzi nei confronti del suo diretto avversario. Ma tornando invece all'azione in pista, ancora una volta Luciano Partacini sta davvero prendendo in largo, sta ormai girando sul 45 bassissimo, contro invece gli altri piloti che a inizio gara hanno girato sul 45 alto, e quindi insomma già il ritmo di gara di Luciano era molto importante fin dalle primissime fasi di questo Gran Premio. Nel frattempo siamo passati con le immagini al quinto giro con Luciano Partacini che ancora guadagna terreno, mentre invece c'è una bella battaglia fra Alberto Cipolla ed Enrico Baviero per la seconda e terza posizione. Una bella battaglia, ma anche per il primo posto Raptor e Cipuz sicuramente stanno facendo la loro gara, stanno prendendo le distanze da quelli che arrivano dietro, e ce ne aspetteranno delle belle verso la fine, mentre qui siamo già in visione del giro 12. Sì, siamo al 12° giro con il secondo, il terzo e il quarto tutti attaccati, quindi Alberto Cipolla, Enrico Baviero ed Edoardo Fagion stanno battagliando per la seconda, terza, quarta posizione, e vediamo adesso se ci stanno dei sorpassi ovviamente regolari, stando alle regole per il cambio delle posizioni, oppure rimarranno così. Attenzione, vediamo un po' largo Alberto Cipolla dalla salita al tornante destro, e quindi attenzione perché chi va largo poi può vedersi sbucato all'improvviso all'interno il pilota dietro, e quindi puoi perdere delle posizioni importanti. Vediamo l'attacco di Edoardo Fagione nei confronti di Enrico Baviero per la terza posizione nel giro numero 14. È stato davvero un bel attacco all'interno sul tornantino sinistro, e quindi bel attacco da parte di Enrico Baviero, che però ha avvantaggiato leggermente Alberto Cipolla, Matteo. Sì, c'è stato un bellissimo attacco, tra l'altro in un punto non semplice della pista, come dicevamo in precedenza, quel tornante rischia di pregiudicare la tua gara in negativo, invece qui è stato molto bravo il pilota e ora c'è una bella lotta per i primi posti. Sì, assolutamente sì, tutti il secondo, il terzo e il quarto si sono riattaccati, e quindi potremo vedere delle belle battaglie nei giri finali. Nel frattempo, come vedete in grafica, siamo nel corso del 16° giro sui 21 previsti. E attenzione! Non so se questo sorpasso può ritenersi regolare, non lo so. Però intanto, infatti secondo me le posizioni sono rimaste lì, perché poi alla fine si sono accorti che il sorpasso era un filone effettivamente irregolare da parte di Enrico Baviero nei confronti di Alberto Cipolla, e quindi poi le posizioni rimarranno così come saranno, con Luciano Partacini che non è praticamente mai stato inquadrato dalle telecamere nella seconda parte di gara, perché ha un vantaggio di oltre 7 secondi che lo ha mantenuto fino alla fine. Matteo, quindi Partacini, Cipolla e Baviero conquistano il podio della categoria bronzo 1 del primo appuntamento di questa stagione 2024 di Amici Kart del Triveneto. Però abbiamo visto avere una bella battaglia per i primi tre, per il secondo, il terzo e il quarto posto. Problemi probabilmente per Ribolli, che partendo in quarta posizione è arrivato addirittura ottavo, mentre Sam Uti si è preso 2 posizioni, è arrivato sesto, quindi ottima gara per l'esordiente, chiamiamolo così. E infine le prime 3 posizioni, come si è partiti si è arrivati, grandissima prestazione di Raptor. Cipuz si prende la seconda e chiude il podio Baviero. E quindi partiamo con le categorie Silver, partendo dalla 4 con in pole position Elia Segato,
che ha stabilito il tempo di 44.495, quindi ancora una volta stiamo di nuovo scendendo ancora di più con i tempi. Dato in caso sarà Andrea Rocco, che ha stabilito il tempo di 44.648 nel penultimo tentativo utile durante le qualifiche, che durano, ricordo, 10 minuti. Poi abbiamo in seconda fila Massimiliano Tisato, poi abbiamo Andrea Bertoldi, in terza fila Matteo Micheletto e Alessandro Talato, in quarta fila Leonardo Parotto e Angelo Falci, e a chiudere lo schieramento in partenza abbiamo Jacopo Cusin e René De Marco, e quindi pronti via subito con la partenza di questi 10 piloti nella categoria Silver 4. Un po' pochini, ragazzi, devo essere sincero, alla partenza di questa categoria Silver 4. Nel frattempo già i primi due belli attaccati, Potrebbe essere sinonimo di spettacolo il fatto che ci siano pochi piloti, perché vuol dire che hanno maggior possibilità di gareggiare senza piloti né davanti né dietro. Magari le distanze si possono anche allungare. Jos, tu cosa ne pensi? Meno piloti ci sono e più spettacolo, oppure non sempre garanzia di, appunto, meno piloti più spettacolo? Non è garantito, però comunque c'è un'alta probabilità che ci sia più spettacolo, certo. Intanto voglio dire che le prime due posizioni se ne vanno sempre attaccate, ma comunque hanno un gap dal resto del gruppo, dalla terza posizione in poi, come possiamo vedere anche adesso in questa immagine. Sì, concordo, Jos, perché appunto Elia Segato e Andrea Rocco stanno decisamente distanziando gli altri, stanno mantenendo un passo importante, stanno girando costantemente sul passo delle 44, mentre gli altri stanno girando sul 45 basso, e quindi insomma si capisce che i primi due hanno un ritmo davvero molto elevato e molto importante che tutti gli altri piloti non stanno tenendo. Nel frattempo siamo nel corso del quarto giro con Elia Segato in prima posizione, Andrea Rocco in seconda, poi in terza posizione abbiamo Massimiliano Tisato e poi via via tutti gli altri. Però ragazzi, le posizioni sembrano abbastanza cristalline in questo momento, con distacchi molto sostanziali, e quindi poche occasioni per vedere in questo momento almeno dei sorpassi. Matteo? Sì, in questi momenti c'è più probabilmente studio nei primi giri, meno sorpassi, anche perché bisogna prendere confidenza con la pista. In questo momento, come era prevedibile, le distanze si allungano, quindi ci sono meno, gruppetti meno formati, nel senso da tante persone, quindi vedremo spesso delle coppie o addirittura gareggiare quasi in singolo. Comunque ragazzi, vi do intanto qualche curiosità nel frattempo che scorrono le immagini della Silver 4, una qualche curiosità sulla pista, perché Intanto attenzione, scusa, ti interrompo Luca, è stato un contatto. sì, hai ragione, bravo Jos a interrompermi, perché effettivamente ho visto al volo anch'io un contatto nelle retrovie della classifica. Non sappiamo se poi verranno presi anche in questo caso dei provvedimenti, come abbiamo visto poi nella Bronzo 2. Jos, tu che l'hai visto un po' più meglio rispetto al sottoscritto, com'è stato il contatto? Beh, secondo me viene considerato come contatto di gara. Ok, quindi nessuno non ha fatto un sorpasso azzardato, possiamo ritenerlo incidente di gara, tra virgolette. Secondo me incidente di gara. Ok, allora mi fido assolutamente del tuo giudizio, ma vi dicevo appunto qualche curiosità sull'impianto, sulla pista di Affi, in cui ci sono, perché abbiamo parlato poco del circuito, perché ha 9 curve a sinistra, 4 a destra. Vi ricordo, sappiate che questo circuito è strutturato su 2 piani addirittura, quindi insomma un impianto anche abbastanza particolare, dove appunto c'è anche qualche salita, qualche discesa. Non so se può influire Matteo in questo, su magari definire bene i punti di staccata, appunto se ci sono delle salite e delle discese, non so. Probabilmente Jos lo sa meglio di noi, ma il punto di staccata, se in discesa, magari può favorire, ma devi stare anche attento a non prenderla magari troppo forte, perché poi rischi con molta più probabilità rispetto al solito di finire largo. Confermo quello che dice Matteo.
ho provato una pista dove c'era insomma una staccata in discesa, è veramente molto difficile sorpassare, proprio perché non ti rendi conto della velocità che porti in discesa e quindi ti induce proprio all'errore e ad andare lungo. Beh, staccare in discesa è nettamente più complicato rispetto a staccare in salita, perché comunque in salita puoi comunque staccare leggermente più in ritardo rispetto alla discesa e guadagnare quei metri necessari magari per tentare un sorpasso. Nel frattempo siamo ormai arrivati a metà gara, quasi, perché siamo comunque nel corso del nono giro dei 21 previsti, e vediamo davvero dei distacchi molto importanti sia tra il primo e il secondo, ma soprattutto tra il secondo e il terzo classificato, ragazzi. Cioè qua i distacchi sono abbastanza abissali e importanti. Nel frattempo vediamo laggiù un sorpasso in salita, ve lo dicevo prima, ragazzi, in salita è più facile sorpassare rispetto alla discesa. Forse sorpassare in discesa è più figo rispetto a sorpassare in salita, però ve l'avevo detto prima, ragazzi, che in salita è meglio attaccare rispetto in discesa. Però prima del sorpasso stavo dicendo Jos, distacchi davvero molto abissali tra i piloti. Sì, devo dire che la seconda posizione, la seconda piazza occupata da Andrea Rocco ha perso contatto con Elia Segato. Infatti Elia Segato è praticamente un martello in questa fase di gara. Sì, perché come dicevo all'inizio della gara, il suo passo gara è davvero notevole, sta girando in 44,6, 44,5, quindi insomma un passo gara molto elevato, e Andrea Rocco sta girando sull'ordine dei 2-3 decimi peggio al giro rispetto appunto ad Elia, e quindi insomma perdere ogni giro 2-3 decimi su questa conformazione di circuito come quello di Affi alla lunga poi ti porta ad avere un distacco anche abbastanza importante. Per non parlare degli altri piloti che non riescono per niente a scendere sotto il muro dei 45 secondi e sono sempre costantemente sopra il muro dei 45 secondi, quindi perdono costantemente tra il mezzo secondo e i 6 decimi al giro rispetto ad Elia, e di conseguenza 2-3 decimi rispetto appunto ad Andrea Rocco. Matteo, alla fine questo circuito di Affi ti sta garbando, ti sta piacendo questa configurazione metà esterno, metà interno? Rende probabilmente la pista un po' più accessibile a tutte le tipologie di condizioni del circuito. Sicuramente i piloti possono avere qualche difficoltà, soprattutto su questo tornante che stiamo vedendo qua, proprio per il motivo che la pista non è completamente dritta, ma è ad alternate, diciamo, discese, salite, però le gare per il momento sembrano abbastanza, diciamo, tenute bene dai piloti. In questo momento questa pista prevede con così pochi piloti, perché ricordiamo che sono solo 10 piloti in questa batteria. Con 10 piloti vedi anche degli spiragli veramente vuoti della pista, come in questo caso. Guardate quanta distanza c'è tra un pilota e l'altro. Sì, Matteo, stavo dicendo prima che appunto i distacchi sono anche abbastanza abissali tra tutti i piloti, perché appunto insomma, quindi ecco, purtroppo in questa batteria i duelli scarseggiano, bisogna essere abbastanza sinceri. E Jos, invece a te questa conformazione ti piace? Oppure no? Sì, concordo con quello che ha detto Matteo, che insomma ci sono degli spiragli insomma tra le varie posizioni, data la scarsità insomma di quelli che sono i piloti. Però comunque devo dire che questa conformazione del circuito mi piace, mezzo interno, mezzo esterno, mi piace. Invece non lo so, io invece preferisco avere o tutto interno o tutto esterno. Io poi personalmente ho gareggiato una volta l'anno scorso su un circuito interno, e quindi poi alla fine non mi è neanche tanto dispiaciuto, ecco. Però siamo arrivati alla fine della gara con Elia Segato che vince la batteria della Silver 4, stabilendo anche il giro più veloce, quindi portando a casa anche un punto supplementare. Ovviamente porta a casa anche
il punto supplementare dato dalla pole position stabilita qualche ora prima dell'inizio della gara della Silver 4. E poi in seconda posizione vediamo Andrea Rocco, in terza Massimiliano Tisato, però come potete vedere i distacchi sono davvero molto abissali. Abbiamo anche 3 piloti doppiati, stiamo parlando di Angelo Falci, Jacopo Cusini e René De Marco, che quindi hanno compiuto 20 dei 21 giri previsti per questa batteria della Silver 4. E quindi adesso tra poco, ragazzi, ci andiamo ad apprendere al commento della batteria della Silver numero 3. E ormai siamo al giro di boa di questo pomeriggio di metà febbraio, per questo primo appuntamento degli amici kart del Triveneto, l'8ª edizione del campionato, in questo primo appuntamento in quel di Affi. Commentiamo adesso gli highlights della Silver 3 con Filippo Uber, che ha conquistato la pole position in 44.682. Ad affiancarlo ci sarà Alex Galvani in 44.834. Poi abbiamo in seconda fila Nicola Marangon e Gianluca Brunelli. In terza fila poi abbiamo Luca Dallaned, Elisa Rocco. Poi in quarta fila abbiamo Andrea Giomo, ed Enrico Saiani. E poi a chiudere lo schieramento in quinta fila abbiamo Pasquale Ruocco e poi Nicola Mascherin. E partiti subito con la gara della Silver 3, con i primi 3/4 che sono subito a contatto per battagliare per le prime 4 posizioni. E adesso staremo a vedere se ci saranno dei duelli molto interessanti, ma già vedo della carne al fuoco in questa batteria, Matteo. Sì, sono partiti tutti abbastanza bene i piloti. Vedremo se in questa gara ci sarà più lotta per il primo posto, o quantomeno più lotta in generale, anche se vedo subito gli ultimi 2 o 3 che stanno avendo difficoltà a tenere il ritmo, e già vedo delle separazioni nette a livello di distacco. Sì, intanto i primi due, quindi sto parlando di Filippo Uber e Alex Galvani, stanno davvero si stanno davvero dando una bella battaglia per le prime 2 posizioni. Ora non abbiamo visto alcuna immagine riguardo un possibile attacco. Ecco, qui poteva essere un buon tentativo di attacco, ma così non è, perché comunque Filippo Uber ha staccato molto tardi e quindi non ha poi consentito ad Alex Galvani di tentare con il sorpasso, mentre nel frattempo Nicola Mascherin è già un filino in difficoltà e quindi un po' staccato dal gruppo degli altri 9 piloti della categoria Silver 3. Jos, secondo te Alex Galvani dove può tentare l'attacco per passare in testa? Secondo me può tentarlo nella parte esterna del circuito, ma comunque Alex Galvani si sta facendo vedere e non poco, sta mettendo tanta pressione al kart numero 35 di Filippo Uber. Intanto voglio segnalare che Mascherin Nicola sta perdendo tanto terreno giro per giro, occupa la 10ª posizione, ma sta perdendo veramente tanto. E segnalo anche che appunto Alex Galvani e Filippo Uber stanno si concentrando a vicenda nel difendere la prima e seconda posizione, ma si stanno allontanando dalla terza, e quindi verosimilmente le prime 2 posizioni sembrano essere acquisite da parte di Alex Galvani e Filippo Uber. Poi non sappiamo effettivamente l'ordine d'arrivo quale sarà, però intanto vediamo che i primi 2 stanno davvero lasciando le briciole, non stanno dando alcuna possibilità a Nicola Marangon e Gianluca Brunelli di battagliare anche loro per la prima e seconda posizione. Jos. Sì, condivido tutto quello che hai detto. Intanto qua vediamo che Alex Galvani è leggermente un po' più staccato adesso da Filippo Uber, ma comunque sono lì e Galvani vuole sicuramente prendere questa prima posizione.
sì, perché comunque sono punti importanti per la classifica. Va bene che siamo solo al primo appuntamento di questa stagione lunghissima, con 10 appuntamenti, questo ottavo campionato degli amici kart del Triveneto, però comunque una vittoria ad aprire il campionato non è mai una brutta cosa, Matteo. No, non è una brutta cosa, anche perché partire bene significa dare già un chiaro messaggio ai concorrenti che lotteranno per il titolo nella rispettiva batteria. La possibilità però di vedere ribaltamenti durante tutto l'arco della stagione è sicuramente alta, perché lo sappiamo che i go-kart più o meno, poi ovvio che c'è il go-kart più veloce, quello meno veloce, ma bene o male sono quasi tutti sulla stessa traiettoria. Starà nell'abilità del pilota riuscire a imporsi e riuscire ad avere un ottimo vantaggio nel campionato e provare a vincere il titolo a fine stagione. Tanto prima a Iossa abbiamo visto un traversone davvero molto bello da parte di un pilota che stava per affrontare le tornate e ha messo completamente il kart davvero in diagonale, quindi insomma Sì, esatto. L'ha salvata all'ultimo. sì, l'ha salvata proprio all'ultimo. Intanto qua Alex Galvani ha passato Filippo Uber. Sì, Alex Galvani ha passato Filippo Uber prima di arrivare in questa sezione esterna di curve a sinistra e a destra. E allora abbiamo un nuovo cambio di leadership con Alex Galvani che passa Filippo Uber e così diventa lui il leader del Gran Premio di Affi nella categoria Silver 3. Purtroppo non abbiamo potuto assistere al sorpasso perché è stato fuori dall'inquadratura con le telecamere fisse, però adesso vediamo un po' la risposta di Filippo, se arriverà o meno. Nel frattempo anche Nicola Marangoni e Gianluca Brunelli si sono riattaccati, quindi ci potrebbe essere una bella battaglia. Mamma mia, anche qua ancora una volta come l'ha salvata all'ultimo questo pilota da un eventuale testa a coda. Però vediamo che Filippo cerca in qualche modo un possibile sorpasso. Lungo. No, ma esatto, il lungo era perché c'era il doppiato e quindi purtroppo, come dicevamo prima, Nicola Mascherini purtroppo è in difficoltà e quindi non sta tenendo il passo rispetto a tutti gli altri piloti della griglia in questa categoria della Silver 3, e quindi si sta pian piano sfilando dal gruppo principale e quindi si sta pian piano per essere doppiato da tutti gli altri piloti. Sì, ci stanno provando in questo momento a dare un colpo di scena finale per il primo posto, però mi sembra che Galvani e Uber abbiano quantomeno staccato gli inseguitori e i doppiati ora iniziano a essere già, mi sembra, un paio. Sì, infatti Mascherin è in questo momento doppiato, poi effettivamente non vediamo altro pilota in questo momento doppiato, però appunto a livello con i tempi, ragazzi, siamo un po' incostanti, non siamo proprio velocissimi come le altre categorie, quindi attenzione perché qui si sta andando leggermente più lenti rispetto alla Silver 4. Sì, siamo più lenti, probabilmente anche perché c'è più lotta davanti, quindi diciamo meno buchi, un po' più di spettacolo, si vede che ci tengono particolarmente a vincere. Infatti la gara è finita con Alex Galvani che ha vinto quindi il Gran Premio, con in seconda posizione Filippo Uber che però ha stabilito il giro più veloce e quindi porterà a casa, oltre al punto supplementare dato dalla pole position, anche quello del giro più veloce. Poi abbiamo in terza posizione Nicola Marangon e poi abbiamo Gianluca Brunelli che chiude così in quarta posizione. Poi abbiamo Luca Dall'Anno in quinta, Elisa Rocco in sesta, Andrea Giomo in settima, Enrico Sagliani in ottava. Poi abbiamo Pasquale Rocco in nona posizione e a chiudere la classifica con il decimo posto Nicola Mascherin con un giro in meno e quindi ha compiuto soltanto 20 dei 21 giri previsti, e quindi l'unico pilota doppiato.
della categoria della Silver 3. Yos, allora, come giudichiamo questa categoria della Silver 3? Beh, sicuramente le prime due posizioni se la sono battagliata a lungo, sono sempre state attaccate ruota a ruota, infatti come si dice anche la grafica a fine gara il distacco era solamente di 491 millesimi rispetto al distacco tra la seconda e la terza posizione che era di praticamente 5 secondi. Quindi prime due posizioni che si sono battagliata fino all'ultimo per prendere questa vittoria. E sta scendendo pian piano la sera, ragazzi, e quindi è tempo della Silver 2 con in pole position Danny Kaimi, che ha stabilito il tempo più veloce in qualifica di 44.676. Ad affiancarlo poi ci sarà Edoardo Sassi, che ha stabilito il miglior tempo di 44.967. Poi via via tutti gli altri, con in seconda fila Giancarlo Finelli e Alex Dalpalù, terza fila per Filippo Cavazza e Francesco Manzone, quarta fila per Luca Berto e Marco Santarossa. Poi abbiamo la quinta fila con Thomas Beraldo e Gianluca Benincasa, e poi abbiamo l'ultima fila a chiudere questa Silver 2, e parliamo di Oscar Parolin e Giovanni Carbognin. Quindi ragazzi, abbiamo due piloti in più in questa Silver 2 e siamo in una condizione, non dico nuova, però come dicevo all'inizio sta scendendo pian piano la sera, e quindi Jos, può cambiare qualcosa in questo senso? Potrebbe cambiare qualcosa, secondo me potrebbe cambiare il passaggio dalla parte interna alla parte esterna, dove comunque nella parte interna c'è ovviamente più luce rispetto alla parte esterna, che comunque sì è illuminata, ma è sempre notte, quindi secondo me ci sarà anche una differenza sotto questo punto di vista. Sì, assolutamente. Poi adesso vediamo che il primo classificato in questo momento, e quindi sto parlando di Danny Kaimi, sta diciamo distanziando tutti gli altri piloti in questo primissimo passaggio, come vediamo anche da questa inquadratura, mentre invece vedo una bella battaglia per il terzo quarto posto tra Giancarlo Finelli e Alex Dalpalù. E quindi insomma, Matteo, potremmo vedere anche in questo caso dei duelli molto interessanti, non per il primo e il secondo posto, ma tra il terzo e il quarto. Sì, per il primo posto sicuramente sarà più complicato visto che sta tenendo un ottimo ritmo il pilota che guida questa graduatoria, mentre da- al terzo posto per il podio, quindi la situazione è ben diversa perché siamo nell'arco di 3 decimi e quindi la possibilità di vedere qualche sorpasso da qui alla fine ci sarà sicuramente. Però ragazzi, vedo che comunque sul passo gara, insomma, siamo molto allineati, nel senso che Danny Kaimi sta girando sul passo del 44 alto, mentre invece Edoardo Sassi sta girando sul passo del 45 basso, oppure anche in qualche circostanza sul 44 alto, mentre gli altri non stanno facendo molta fatica a scendere sotto il muro dei 45 secondi. Quindi anche in questo caso possiamo dire che i primi due piloti hanno quel 2-3 decimi in più rispetto agli altri piloti, e quindi se ne stanno andando via. E vediamo da questa inquadratura come Danny Kaimi sta diciamo andando via rispetto anche a Edoardo Sassi, e quindi la battaglia per la prima posizione sembra essere in questo momento abbastanza congelata. Yos. Sì, sì, sembra essere abbastanza congelato. Danny Caimmi ha un vantaggio notevole sulla seconda piazza, però devo dire che non scappa via come la batteria precedente. Sì, abbiamo visto nelle batterie precedenti, in certe circostanze, come il pilota che conduceva la corsa poi scappava via e salutava la compagnia anche fumandosi una bella sigaretta, appunto mentre andava, e andava senza problemi, mentre invece in questo caso comunque Danny deve stare attento, perché una minima sbavatura, un piccolo errore e un eventuale possibile largo in una curva può perdere davvero dei decimi preziosi, e poi ritrovarsi scusamente a doversi difendere dal pilota dietro. Ma devo dire la verità, non sta avvenendo niente di tutto ciò, Matteo. No, non si sta vedendo moltissimo sotto il punto di vista
dei sorpassi o del ritmo gara, per il semplice motivo che c'è tanto distacco tra i piloti. La partenza in questi casi è fondamentale, perché avere subito un ottimo distacco e avere un passo gara buono fin dall'inizio ti permette di stare più tranquillo e gestire nel finale. Ora stiamo vedendo che la prima posizione ormai sta scappando in solitaria, secondo posto abbastanza tranquillo, il terzo e il quarto si giocano il podio. Jos, tu come lo vedi questa battaglia tra Giancarlo Finelli e Alex Dalpalù per il terzo e quarto posto? Beh, è sicuramente una bella battaglia. Intanto vediamo adesso che stanno sfilando, eccoli adesso appunto proprio Giancarlo Finelli e Alex Dalpalù, con Alex Dalpalù che è proprio attaccato al retro del kart di Giancarlo Finelli, e devo dire che tutti e due hanno lo stesso passo. In questo momento conta solamente la tecnica, secondo me. Sì, poi vedevo tra l'altro Jos, alcuni piloti proprio baciare quasi il murettino prima di affrontare Sì, quel esatto, tornantino, eh. esatto, te lo volevo dire, anche nelle batterie precedenti succede questa cosa, che danno una leggera toccata al muretto del tornantino per poi uscire meglio in trazione nella curva a destra. Eh sì, e quindi insomma delle traiettorie anche particolari stiamo vedendo in questa Silver 2, mentre invece pian piano quindi ci stiamo avvicinando alle batterie della Gold, che sicuramente prometteranno molto spettacolo e tante scintille battaglie per le posizioni di vertice, perché appunto il Gran Premio di Affi, come dicevo nelle precedenti batterie, segna il ritorno del campionato degli amici kart del Triveneto, che ha raggiunto la sua ottava edizione appunto del campionato, con l'appuntamento inaugurale in questo mese di febbraio in quelle di Affi. E nel frattempo abbiamo raggiunto il 15° giro in corso con Danny Caimi ancora al comando, Edoardo Sassi in seconda posizione, poi abbiamo Giancarlo Finelli in terza e poi abbiamo Alex Dalpalù in quarta posizione. Scusa Luca, devo dire una cosa, che intanto il kart numero 31 di Luca Bertolo aveva fatto un traverso in quel tornantino che dicevamo prima, abbastanza importante. Eh sì, bravo, ecco, prima non mi veniva il termine, il traverso, bravo che Iossa che me l'hai ricordato, perché me lo stavo un po' scordando, però veramente ragazzi, fra la scorsa batteria e qui i traversi stanno aumentando e il godimento sta salendo sempre di più, Matteo, Sì, anche se questa gara mi sembra quantomeno a senso unico, dal primo all'ultimo giro, con le prime due posizioni consolidate. Poi nelle previsioni c'era la possibilità di vedere una lotta per il terzo posto, non si è vista fino a questo momento, perché restano molto attaccati i due piloti, ma non si è visto un grande sorpasso fino a questo momento, e penso che non lo vedremo in queste ultime curve. Assolutamente, concordo con te Matteo, mentre invece Jos ancora un gran traverso abbiamo visto prima da parte di Luca Berto, Sì, che in quella curva lì, quel tornante sinistro, si sta davvero regalando spettacolo, che attraversa esatto. il posteriore, poi entra anche forse più velocemente, se concordi, in quella curva. Sì, entra velocemente, però non riesce a gestire la velocità e infatti perde il controllo della macchina, ma comunque è molto bravo a recuperare. Infatti ci sta dando abbastanza spettacolo tutto questo Ecco, continuo. poi questo traverso lo può fare, diciamo, nella parte fuori, nel circuito fuori, nella Esatto, parte outdoor, mentre in quella indoor è un po' più complicato, esatto, è molto più complicato. Nel frattempo, ragazzi, stiamo vedendo in grafica la classifica finale, quindi temo che la gara sia finita qui con Danny Caimmi che va a vincere la Silver 2 con 4 secondi e 6 di vantaggio su Edoardo Sassi. Poi abbiamo Giancarlo Finelli a completare il podio e via via tutti gli altri fino ad Oscar Paroline, che chiude la classifica in 12ª posizione con un giro in meno, quindi è stato anche doppiato. Nota statistica, perché Danny Caimmi conquista sia la vittoria ma anche il giro più veloce in gara in 44.637, quindi punto supplementare anche per lui, così come conquista il punto supplementare per la pole position che ha acquistato poche ore prima la disputa della gara
della Silver 2. Però ragazzi, ci stiamo avvicinando sempre più alle categorie Gold, ma prima abbiamo la Silver 1 da commentare. Ed è scesa ufficialmente la sera e quindi andiamo a commentare la terz'ultima categoria di giornata. Parliamo della Silver 1 con in pole position Jeremia Bernardo in 45.145. Ad affiancarlo poi sarà Luigi Carbognin. In seconda fila abbiamo Luca Girotto e Alex Zorgi. Poi abbiamo in terza fila Fabio Bieso e Marco Boldrin. Quarta fila per Samuel Caorlini e Thomas De Marco. Poi abbiamo in quinta fila Leonardo Merlo e Stefano Destasio. E poi in sesta e ultima fila a chiudere la griglia di partenza di questa Silver 1 Miro Donato e Gianluca Trevisan. Matteo, ormai stiamo per vedere i nomi che contano, i nomi che anche l'anno scorso ci hanno fatto divertire, quindi parliamo di Supergiro, Astrofab, GTR, Desta 4, Gerepork che sarà... Mamma mia. E c'è stato un contatto già nelle primissime fasi di questa batteria, nelle retrovie. Bruttissimo contatto. Sono state coinvolte, diciamo, 2 macchine si sono fermate, ma le macchine coinvolte erano sicuramente più di 2. Anche qua, attenzione, l'ha salvata all'ultimo. Quindi Matteo, il livello di agonismo sta salendo sempre di più. Sì, sta salendo anche la qualità dei piloti, perché comunque qui parliamo di una batteria dove la qualità dei piloti è bene o male simile tra di loro, e abbiamo visto subito contatto all'inizio, abbiamo visto un contatto anche dopo. Non concedono nulla i piloti in questa fase della batteria, soprattutto nei primi giri, quando hai la possibilità di conquistare qualche posizione. E quindi adesso Jos, la sera è completamente scesa sul circuito di Affi e quindi adesso la differenza è molto sostanziale tra girare all'esterno, quindi nella parte outdoor, che girare nella parte indoor con la luce artificiale. Sì, è sostanziale come dici te, ma potrebbe dare più spettacolo, come abbiamo già visto. Potrebbe darci anche più contatti, come abbiamo già visto. Quindi sì, sarà una bella gara, infatti sta rispecchiando le aspettative. Vedo comunque una possibile bella battaglia per la seconda piazza tra Luigi Carbognin e Luca Girotto. Intravedo poi vedo invece Jeremia col suo nickname Gerepork, che invece sta andando via e quindi sta consolidando sempre di più la sua leadership in questa Silver 1 sul circuito di Affi. Però quella seconda posizione di Carbognin non la vedo così tanto sicura, Matteo? No, nulla è sicuro in questa gara, perché vedo comunque, nonostante anche qui non è che siano tantissimi piloti, ma quantomeno vediamo diverse battaglie per il secondo posto, per la quinta posizione. Ci sono dei gruppetti anche da 3 piloti, e quindi ne vedremo veramente delle belle da qui alla fine, anche se comunque la prima posizione sembra consolidata per il momento. Nel frattempo, una piccola nota statistica: al momento nessuno ha battuto il tempo di Elia Segato, che ha girato nelle qualifiche molto veloci in 44.394, e quindi bisogna registrare fino a questo momento il miglior tempo assoluto tra tutte le batterie di Elia Segato, quindi conferma la qualità di avere anche un bel giro secco, Elia. Però tornando invece nella Silver 1, siamo al corso del sesto giro con Jeremia Bernardo al comando. Poi abbiamo la battaglia per la seconda posizione tra Luigi Carbognin e Luca Girotto. Poi abbiamo verosimilmente Thomas De Marco in quarta posizione, poi via via tutti gli altri. Però attenzione, perché Jeremia sta perdendo qualcosa. In questo giro numero 8 vediamo che Luigi Carbognin si sta lentamente avvicinando, Jos, attenzione. Sì, si sta avvicinando e Luigi Carbognin sta facendo anche delle traiettorie più strette per attaccarsi meglio, infatti come possiamo vedere anche qui l'uscita di questa curva.
Sì, sta facendo traiettorie nettamente più strette Carbognin per cercare di avvicinarsi sempre di più a Bernardo Geremia e quindi a Gerepork per la precisione, e quindi stiamo a vedere, ragazzi, perché forse la battaglia per la prima posizione non è così chiusa come potevamo magari immaginare nelle primissime fasi di questo Silver 1, Matteo. Ottimo recupero del secondo e il terzo in graduatoria, quindi stiamo parlando comunque di Super Giro, di piloti che sanno come si fanno certe rimonte. Lo abbiamo visto l'anno scorso facendo un'ottima stagione Super Giro, e anche Astrofab ebbe delle difficoltà, ma ha la possibilità di rifarsi in un'annata comunque che lo vede consacrarsi in questo mondo. E quindi attenzione, perché la battaglia per la prima posizione si sta insomma per iniziare, nel senso che appunto Bernardo Geremia comunque sta tenendo molto bene, sta tenendo i nervi saldi, non si sta deconcentrando da questo ricongiungimento da parte di Luigi Carbonini, mentre invece vediamo una bella battaglia per la settima posizione tra Fabio Biesso e Marco Boldrin, in lizza appunto per la sesta piazza. Quindi i primi tre, devo dire la verità, ragazzi, hanno fatto davvero un gap molto importante, perché appunto se andiamo a vedere i tempi stanno girando costantemente 3-4 decimi meglio rispetto al quarto pilota, e sto parlando di Thomas De Marco. E quindi attenzione, ragazzi, perché i distacchi qua tra i primi tre e gli altri possono anche superare gli 8 o i 10 secondi, Jos. Sì, intanto devo dire che c'è una battaglia bellissima qui dietro con sorpassi e controsorpassi. Intanto qua attraverso del kart numero 34 di Fabio Biesso. E sì, come dicevo prima, appunto c'è grande battaglia sia davanti, che sono tutti attaccati, ma anche dietro soprattutto, con sorpassi fantastici sia all'interno che all'esterno, in questa parte chiusa del circuito, ma anche nella parte esterna. E ha tentato qua intanto la staccata Luigi Carbonini, ma non ce l'ha fatta, perché comunque Bernardo Geremia stacca molto avanti, e quindi insomma tentare l'attacco a Geremia, voglio dire, non è facilissimo. E intanto Bernardo Geremia sta prendendo leggermente il largo in questa fase di Gran Premio, anche se comunque Carbonini sta accorciando di nuovo, e quindi la battaglia per il primo posto è ancora bella intensa. Sembra avere un altro passo Carbognin rispetto a Geremia, anche se Geremia si sta difendendo con le unghie e con i denti, si sta difendendo molto bene fino a questo momento, facendo traiettorie a chiudere lo specchio di sorpasso. Diventa difficile ora per Carbognin riuscire in questi pochi giri rimanenti a vincere la gara. Intravedo anche una bella battaglia per il quarto posto tra Thomas De Marco e Alex Zorzi, che sono attaccati e che quindi probabilmente stanno più concentrando attenzione, bello attacco intanto da parte di Marco Boldrin nei confronti di Fabio Biesso, e quindi conquista la sesta posizione. E quindi è un bel attacco dalla salita fino appunto al sorpasso, Jos, davvero molto bello. Bello, bellissimo, come ho già detto prima, infatti il gruppo dietro ci riserva grandi sorpassi e grandi sorprese. Eh sì, perché appunto le prime tre posizioni da questa immagine sembrano molto consolidate, mentre invece vediamo che le posizioni di rincalzo, quindi parliamo le posizioni di centrogruppo, possono ancora cambiare. Intanto Luigi Carbonini ha commesso un piccolo errore toccando, diciamo, il muro, insomma, il muretto. Eh sì, ha toccato leggermente il muretto interno, e quindi ha perso qualche decimo di secondo, che gli può costare un pochino caro, devo essere molto sincero. Intanto vediamo tra il pubblico anche delle tabelle, e quindi magari possono esserci anche delle indicazioni che il pubblico può dare ai piloti per magari dare qualche consiglio in qualche modo su qualche traiettoria da fare, oppure sui distacchi, verosimilmente più probabile sui distacchi che gli altri piloti hanno nei confronti appunto dei loro rispettivi avversari. Però ragazzi, ormai siamo nelle battute finali di questa Silver 1,
dove appunto Bernardo Geremia ormai sembra aver preso abbastanza il largo da Carbognini e Girotto, e quindi sembra ormai consolidata questa sua prima posizione, Matteo. Sì, ha gestito comunque bene i momenti della gara, ha potuto difendersi grazie anche a un kart che ha delle ottime prestazioni, anche se qui la gara, se fosse durata probabilmente qualche giro in più, poteva regalarci qualche sorpresa, ma devo dire che nel complessivo, nei 20 giri, abbia meritato Geremia. Sì, concordo anch'io, perché comunque non si è fatto tanto distrarre dalla pressione di Carbognin, e quindi è riuscito così a vincere la Silver 1. Geremia, Bernardo su Luigi Carbognin e Luca Girotto. Vediamo poi chi ha stabilito il giro più veloce. E ragazzi, un soprannome non è mica non normale, perché Supergiro ha stabilito il giro più veloce in 44.140, ha stabilito appunto anzi 45.140, chiedo scusa, ha stabilito il giro più veloce Luca Girotto, quindi si porta a casa il punto supplementare, quindi guadagna un punto rispetto agli altri piloti. Però intanto Geremia guadagna tutti i punti necessari, quindi guadagna 17 punti più uno supplementare compreso, quindi 17 punti. Attenzione, però vediamo una penalità di Stefano De Stasio, quindi testa 4, che quindi dalla nona posizione retrocede in 11ª posizione, probabilmente per il contatto iniziale che abbiamo visto nelle primissime fasi del Gran Premio della Silver 1. Ragazzi, stiamo per andare verso le categorie Gold. Io ragazzi mi assento un secondo, vi lascio poi a voi due a commentare la Gold 2. Il nostro Luca ci ha abbandonato momentaneamente, ma noi comunque siamo qui a commentare la batteria Gold 2 con Nicolò Sacco in pole position con un tempo di 44.958, seguito da Federico Baldazzi, poi Davide Fontana in terza posizione e Nicolò Zaccarella con un tempo di 45.155, a seguire poi Davide Girardi in quinta posizione, seguito da Marco Ferraro in sesta. Poi Andrea Boscolo con un tempo di 45.303, seguito da Andrea Stefani con un 45.371. In nona piazza Marco Brigato, Simone Girolametto in decima posizione, poi Federico Bavaresco in 11ª e Erika Zago in 12ª posizione a chiudere la griglia. Intanto sono qui già partiti tutti quanti, è partita la batteria Gold 2. Siamo già alle prime curve, sono tutti attaccati, tutti incollati, c'è già bagarre, vediamo anche un traverso e un sorpasso, attenzione, doppio sorpasso subito da Federico Bavaresco che si trova in 11ª posizione in questo momento. Sono tutti attaccati con la prima posizione, con Nicolò Sacco che dà lo strappo arrivando appunto alla parte interna della pista. Sono tutti attaccati dalla seconda fino all'8ª circa. Matteo, che ne pensi? Sì, vediamo subito che innanzitutto Nico UK è partito benissimo perché ha preso già un buon vantaggio sugli inseguitori. Scorpion deve difendere la seconda posizione, ma attenzione perché dalla seconda alla settima, ottava posizione c'è pochissimo distacco, sono tanti piloti in pochi tratti di pista, quindi attenzione che potremo vedere tanto spettacolo in questa gara. Come dici te, tanto spettacolo, infatti ci sono già vari contatti, attenzione ai contatti, tanto c'è un sorpasso per la sesta posizione se non sbaglio. Intanto Nico UK sta prendendo un vantaggio abbastanza notevole dalla seconda posizione, con Scorpion che ci prova ora a difendere la posizione sul pilota che lo insegue, mentre qui vediamo già un distacco importante di Nico UK che trova facilità, diciamo, nel guidare questa macchina. Sì, come dici te, intanto dietro nelle retrovie Marco Brigato ha
eseguito il sorpasso valido per la 10ª posizione, ma comunque c'è bagarre anche qui con sorpassi e controsorpassi, sono ruota a ruota, se non sbaglio Simone Grigiametto e Federico Bavaresco. Anche qua adesso comunque è una gara piena di bagarre, Matteo. Piena di bagarre, con una lotta serratissima per il quarto posto. Sicuramente i piloti ci tengono a far bella figura fin da subito, e tra l'altro ci stanno anche smentendo su certi tratti di pista, perché trovano il modo di inserirsi, trovano il modo di far sorpassi, ma paradossalmente la bagarre è più nelle retrovie che davanti. Intanto grande lotta per la quarta posizione, che attualmente è occupata da Davide Girardi, a seguire appunto Nicolò Zaccarella, che si fa vedere, insomma sta cercando di ottenere quella quarta piazza. Adesso è un po' più staccato, Davide Girardi fa una traiettoria per uscire meglio da questo tornantino. Comunque sì, come dici te appunto c'è grande lotta più nelle retrovie che davanti. Nicolò Sacco intanto incrementa il suo vantaggio sulla seconda posizione, occupata da Davide Fontana, dal nickname appunto Fonti, e intanto c'è lotta per la quinta posizione, per la sesta posizione, scusate. Il passo gara dei primi tre mi sembra nettamente più elevato, si vede anche dai distacchi delle vetture in pista, anche perché mi sembra che Scorpion stia alzando il livello della sua gara. Sì, anche Nico UK, diciamo, gira a un passo gara abbastanza costante, però non scappa via del tutto. Incrementa il suo vantaggio di pochi di un decimo, 2 massimo a giro, ma comunque non se ne va, la gara è comunque apertissima, probabilmente una delle gare più belle viste quest'oggi rispetto ad altre batterie. Sì, intanto siamo al decimo giro in corso, con ancora bagarre dietro. Le prime 3 posizioni per il momento sono congelate, con Nico UK che occupa la prima, poi Fonti in seconda e Scorpion in terza posizione. Intanto siamo nella parte esterna del circuito, con Nicolò Sacco che mantiene intanto attraverso, attenzione, di Davide Girardi, grande traverso e grande controllo della macchina. Dicevo, con Nicolò Sacco che comunque incrementa di poco il suo vantaggio e lo mantiene per il momento. Intanto Davide Girardi si avvicina, come si avvicina anche Nicolò Zaccarella, che occupa la quinta posizione. Comunque Matteo, grande gara, siamo intanto al 18° giro, sta per finire. Comunque ripeto, una delle gare più belle, Matteo. Sì, sembra non voler arrendersi Scorpion in questo finale di gara contro Fonti, e probabilmente non so se avrà la possibilità in quest'ultimo giro di provare un ultimo assalto, ma Nico UK direi che ha gestito in maniera impeccabile questa gara. Sì, ultimo giro, final lap, quindi che vede appunto Nico UK andare verso la vittoria, percorrere questi ultimi metri per prendere appunto la vittoria, e così è. Infatti Nicolò Sacco, Nico UK, vince la batteria Gold 2, seguito poi da Davide Fontana e da Federico Baldazzi, che conquista anche il giro veloce di questa batteria. Nico UK che si porta a casa anche il punto addizionale per aver fatto la pole position nella qualifica. Poi in quarta posizione Davide Girardi, Nicolò Zaccarella in quinta, Marco Ferraro in sesta. Settima posizione occupata da Federico Bavaresco, dal Bulldog. Ottava posizione per Andrea Boscolo, che ha subito una penalità di 10 secondi. Stessa cosa per Simone Girolametto, anche lui penalità di 10 secondi. E anche per Erika Zago 10 secondi di penalità. Eccomi Jos, giusto in tempo per commentare la Gold 1, l'ultima batteria di questo primo appuntamento di Affi dell'8ª stagione del campionato degli amici kart del Triveneto. La pole position è stata stabilita da Mauro Varotto per gli amici Rotto in 44.758, ad affiancarlo poi
Nicolas Rossi, Nico 96 in 44.875. Poi abbiamo in seconda fila Roberto Tiozzo e Lorenzo Tosi. In terza fila abbiamo Dennis Gazzola e Stefano Girolametto. Quarta fila per Alberto Gazzola e Giulia Milanese. Poi abbiamo Nicola Smania e Simone Vendramini in quinta fila. E poi a chiudere poi Valentino Pilloni e Mattia Priamo. E poi basta, perché abbiamo finito la griglia di partenza, ma è la gara appena partita, con Mauro Varotto che ha mantenuto la prima posizione, però vediamo già il gruppo dietro delle ultime posizioni. Attenzione, c'è un testacoda, attenzione, mamma mia, testacoda, e secondo me qui qualche provvedimento dovrebbero prenderlo i commissari, perché nettamente in testacoda, ma perché c'è stato il pilota dietro che praticamente l'ha speronato. Jos, non so se sei d'accordo con me. Sì, no, sono d'accordissimo con te. È stato speronato dal fianco, insomma, da dietro. Quindi, secondo me qua la penalità arriva. Quindi di già un primo giro molto ingarbugliato, con una possibile penalità, e una gara obiettivamente condizionata per quel pilota che purtroppo è andato in testacoda, ma non per colpe sue, ma perché lo hanno portato a fare il testacoda, e staremo a vedere appunto a fine gara se ci saranno delle penalizzazioni oppure no. Matteo, intanto vedo che Rotto mantiene la testa della corsa. Mantiene la testa della corsa e soprattutto sta gestendo bene un Rossi 96 che proverà in qualche modo a dare fastidio per il primo posto. Ricordiamo, perché passa in secondo piano Roby Loll, ma è terzo, con la possibilità di poter comunque inseguire il primo posto. Sì, hai ragione Matteo, hai assolutamente ragione, perché non bisogna sottovalutare le qualità di Roby Loll, che nel finale della scorsa stagione non ha fatto benissimo, devo essere molto sincero, però in questo primo appuntamento della nuova stagione si sta insomma riscattando e sta iniziando molto bene anche questo ottavo campionato degli amici kart del Triveneto. Vedo comunque le prime tre posizioni abbastanza comunque cristallizzate, però le battaglie dalla settima piazza fino all'ultima posizione invece, Jos, sono belle animate. Come abbiamo detto in precedenza, il livello qua si è alzato notevolmente, e infatti le battaglie dietro ci stanno dando tanto spettacolo. Sì, ma poi prima ci si rischiava anche un contatto, ma per fortuna poi non è successo niente, quindi poi tutti sono andati via senza problemi. Nel frattempo vediamo un po' il passo gara dei piloti. Allora, vedo un 44.8 da parte di Mauro Varotto, un 44.6, quindi forse in questo giro Nicolas Rossi è leggermente più veloce di 2 decimi rispetto a Rotto, mentre invece gli altri girano ancora sul passo del 45, quindi insomma, come per le altre categorie, per le altre batterie, anche in questo caso i primi due, Matteo, stanno facendo un passo gara davvero molto notevole, e gli altri non riescono proprio a scendere sotto il muro dei 45 secondi. Sì, stanno creando il vuoto i primi due tra loro e il resto dei piloti. Ricordiamoci che tra l'altro chi ci segue dall'anno scorso potrà ben sapere che Roby Loll è stato ormai il nostro on-board per eccezione. Quante on-board sono state fatte con Roby Loll. Questo primo appuntamento purtroppo non potremmo utilizzare questa meccanica, ma sicuramente potrebbe tornare in futuro. Sì, assolutamente. L'anno scorso tanti on board abbiamo vissuto proprio in compagnia di alcuni piloti per tutti i circuiti che abbiamo potuto commentare della scorsa stagione. Speriamo magari dal prossimo appuntamento, oppure nel corso della stagione, di rivivere un po' gli on board direttamente dai kart, per vivere un po' l'azione proprio in pista, appunto
per le rispettive categorie. Però intanto ragazzi siamo nel corso dell'8º giro con Rotto al comando, Nico96 in seconda posizione, Roby in terza. Questo per ora è il podio provvisorio della categoria Gold 1, la categoria più importante del campionato degli amici kart del Triveneto in questo primo appuntamento sul circuito di Affi in questo mese di febbraio. Poi ricordo che nel mese di marzo ci sarà il secondo appuntamento sul circuito di Chioggia per appunto il secondo appuntamento dell'8ª stagione degli amici kart del Triveneto, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi in tantissimi a questo secondo appuntamento per divertirvi e anche per farci vivere un po' le grandi azioni degli amici kart del Triveneto. Però Jos, in questo momento, tornando un secondo invece sulla gara della Gold 1, vedo dei distacchi abbastanza cristallizzati e anche una battaglia per l'8º posto tra Lorenzo Tosi e Giulia Milanese, che magari è l'unica coppia che magari può dare scintille. Sì, come dici te c'è grande bagarre insomma per l'8ª posizione, ma devo dire che Nico96 ha recuperato lo svantaggio che aveva su Mauro Barotto ed è attaccato, gli sta mettendo tanta pressione in questo momento perché Nicolas Rossi vuole assolutamente vincere questa gara, vuole assolutamente la prima posizione. Qua lo possiamo vedere, attenzione ai contatti, ha tentato la staccatona Nico96, ma Rotto ragazzi ha una staccata davvero fenomenale e tiene dietro il tentativo di attacco da parte di Nicolas Rossi, che ha tentato appunto l'attacco. Però Rotto ha fatto davvero una staccata anche con un leggero traverso qui, quindi insomma sono un po' tutti al limite, Matteo, in questo momento. Sì, perché nessuno vuole concedere la possibilità di sorpasso all'avversario, soprattutto perché vincere questa gara significherebbe già mettere un punto esclamativo sulla stagione, far pesare agli altri la possibilità di dover arrivare per forza davanti nelle prossime gare. Io credo che comunque, come è successo in passato, Rotto possa dire la sua anche quest'anno, mentre Nico96 non si darà per vinto in questa gara. Sì, intanto Rotto ha approfittato magari di un momento di appannaggio di Nico96 e sta leggermente allungando sul secondo, e quindi magari adesso sta diciamo avendo no problemi a condurre la gara. E vediamo poi Roberto Tiozzo in terza posizione, che anche lui sta cercando comunque di recuperare qualcosina dai primi due. Però ragazzi non è facile, l'abbiamo detto prima, il livello di gara si sta molto alzando. Mamma mia, il traverso di Nico96 all'entrata del tornantino sinistro inquadrato, mamma mia, è sempre un godimento vedere questi traversi. Sì, come dici te è fantastico da vedere perché comunque i piloti sono bravi nel tenere il controllo della macchina e ci fanno godere a noi spettatori questo spettacolo incredibile. Intanto voglio dire che c'è grande lotta dall'8ª posizione in giù, se non erro, su tutti i kart attaccati tra di loro, possono tranquillamente sorpassarsi a vicenda senza ovviamente incombere in contatti. Sì, ma l'ignorantometro quando si vedono i traversi sale a dismisura, Jos, lo posso confermare. Quindi vediamo un po' se ci saranno altri traversi clamorosi. Mamma mia ragazzi, qua veramente vedere i traversi è uno spettacolo con questi kart meravigliosi sul circuito di Affi. Nel frattempo ormai abbiamo superato da mo' la metà gara, siamo nel corso del 13° giro su 21 previsti, con Rotto ancora al comando, che ha girato in 44.721. Poi abbiamo in seconda posizione Nico96, che ha girato in 44.639, quindi circa poco meno di un decimo meglio rispetto appunto a Rotto. Poi abbiamo 44.8 per Roberto Tiozzo in terza posizione, e poi via via tutti gli altri fino alla 12ª posizione di Mattia Priamo, che insomma sta tenendo a fatica un po' il passo, anche se comunque devo dire la verità ragazzi, siamo tutti sul raggio di 7/10 di secondo dal primo all'ultimo. Quindi Matteo, veramente il livello di questa Gold 1 sta rispettando a dovere il nome della categoria.
sta rispecchiando il nome della categoria, anche perché i piloti meritano di stare in questa categoria, meritano di poter gareggiare in Gold 1, e stiamo vedendo che comunque i primi due stanno avendo un passo diverso rispetto agli altri, ma soprattutto ci stanno e ci preparando a un finale sicuramente scoppiettante, con la possibilità di vedere chissà un ribaltone. Sì, assolutamente sì, Matteo, concordo assolutamente con te. Mentre invece Jos, l'azione davvero in pista si sta davvero un po' cristallizzando, devo essere sincero. Anche la lotta, quella che hai menzionato dall'ottava casella in giù, insomma, non la vedo adesso molto in primo piano, ecco. Sì, devo dire che in questo momento i kart si sono staccati a vicenda, tanto qua davanti attenzione alla lotta per la prima posizione. Per quanto riguarda quello che ho detto prima, i kart adesso sono tutti un po' più staccati, stanno dando spazio a vicenda, ma ancora una volta Nico 96 ha recuperato lo svantaggio su appunto su Rotto, e quindi gara apertissima, attenzione al sorpasso qua. Esatto, c'è stato quasi l'attacco, però credo Esatto. che Rotto abbia resistito, Jos. Sì, sì, ha resistito, si è difeso molto bene Rotto in questo attacco di Nico 96. Quindi avevo già visto un tentativo d'attacco da parte di Nico 96, Matteo. Quindi vediamo un po' questi giri finali se Rotto riuscirà a tenere alta la concentrazione oppure Nico 96 può tentare un secondo tentativo per passare in testa alla corsa e magari poi andare a vincere questo Gran Premio. Sì, vedremo se avrà la possibilità di riaffacciarsi al primo posto, eh, però c'è da dire che dobbiamo ringraziare i piloti davanti, perché ci stanno regalando una bella gara, un bel weekend comunque di kart, e ora Scusa Matteo, perché ci ha riprovato ancora, ma Rotto si è difeso alla grande, ancora una volta, ha tentato l'attacco all'interno dalla salita, dopo la salita, Nico 96, ma Rotto ha resistito molto bene Jos. Sì, sempre in questa parte di circuito, in questo tratto di circuito, Rotto si difende molto bene dall'attacco di Nico 96. Beh, lo sappiamo che comunque il livello di questa Gold 1 è veramente alto e questi piloti lo stanno dimostrando. E adesso vediamo se Nico 96 tenterà il terzo attacco dopo la salitella dall'outdoor all'indoor, all'entrata della parte indoor del circuito. Vediamo se tenterà di nuovo un attacco oppure Rotto ormai avrà capito le intenzioni di Nico 96 e quindi può benissimo difendere con più accortezza la staccata. Vediamo adesso, sì, adesso vedo Rotto molto bravo a difendere, a stare a centropista e quindi non dare modo a Nico 96 di tentare una staccata all'interno. Però ragazzi, davvero un plauso grande quanto una casa a Nico 96 perché si sta davvero provando. Non è facile, l'abbiamo detto all'inizio di queste categorie, del commento di queste categorie, del primo appuntamento di Affi. Insomma, non è facile, Jos, tentare un sorpasso in questo circuito. No, non è assolutamente facile. E guarda, secondo me l'unico punto, uno dei pochi punti dove si può passare è questo qua, dove c'è questo tornantino all'esterno, però devi avere una trazione grande come una casa, se così vogliamo dire, e devi saper gestire bene il tuo kart. Sì, sì, è vero, Jos, devi gestirlo molto bene. Adesso vediamo dall'inquadratura interna se Nico 96 tenta la staccata ancora una volta verso l'interno, tenta ancora la staccata e questa volta ce la fa. Questa volta ce la fa e quindi Nico 96 passa davanti alla corsa e quindi attenzione, abbiamo un nuovo leader per il Gran Premio di Affi della gara Gold 1 e quindi ora vediamo se Rotto riuscirà a replicare la sorpasso oppure no. Rotto probabilmente ci proverà in questi ultimi 3 giri, o meglio 2 giri, perché si è appena concluso il 19esimo. Ci proverà e proverà a dar filo da torcere, perché è partito in pole, se l'è presa con forza, se l'era ripresa dopo i primi sorpassi di Nico, ora trovandosi dietro ci riproverà.
Adesso vediamo, perché ormai i giri stanno per finire. Siamo al corso del 19esimo sui 21 previsti. Vediamo se Rotto poi tenta di nuovo un'altra staccata oppure no. Sembra ormai che insomma Nico 96 abbia preso leggermente il largo, e quindi vediamo un po' se insomma Rotto riuscirà a di nuovo tentare una staccata o meno. Yos, cosa ne pensi di questa lotta per il primo posto? Beh, grande sorpasso per la prima posizione. Attenzione qua, intanto sportellata nelle retrovie della classifica. Intanto siamo entrati nel giro finale di questo Gran Premio. Sì, siamo entrati nel giro finale con Nico 96 davanti, con Rotto che sta inseguendo di nuovo, e quindi vediamo un po' se appunto Rotto avrà qualche chance per la posizione, per tentare di conquistare il primo posto o meno. Però sembra che Nico 96 insomma abbia un po' la posizione consolidata, mentre invece una cosa che voglio notare è i primi 4 che sono in linea di 3 secondi tra di loro. Poi abbiamo il quinto, ovvero Stefano Girolametto, che è a 9 secondi e mezzo di ritardo dal primo. Quindi anche in questo caso, comunque, nonostante ci sia stato lo spettacolo, però comunque distacchi molto abissali in questa categoria della Gold 1, Matteo. Sì, mentre possiamo vedere tra l'altro che alla fine Rotto ce l'ha fatta, si è portato a casa la vittoria. Rossi 96 è arrivato in seconda posizione, Robin Hall ha gestito e ha archiviato la pratica del podio col terzo posto. È sicuramente stata una gara degna di nota, mentre diversi penitenti in questo caso. Sicuramente ci divertiremo quest'anno, è stato un weekend appassionante, ma penso che i prossimi saranno ancora più avvincenti. Sì, Matteo, hai ragione, però intanto Rotto ce l'ha fatta a passare di nuovo in testa e quindi a vincere questa Gold 1, e quindi questo primo appuntamento dell'8ª stagione degli amici kart del Triveneto. La redazione di CTS Sport vi saluta, Luca Malaspina, Yos e Matteo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo Gran Premio, in quel di Chioggia.